Non si arresta il fenomeno dell'erosione costiera sulle spiagge agrigentine. Dopo Eraclea Minò, la furia delle onde ha danneggiato il viale delle Dune a San Leone, zona balneare di Agrigento, e adesso la pista ciclabile rischia di crollare. Davide Sardo. Il fenomeno dell'erosione marina flagella da tempo le coste agrigentine, ad esempio ad Eraclea Minoa, dove il mare dagli anni 80 ad oggi ha eroso oltre 100 metri di spiaggia. Adesso è la volta di Agrigento a San Leone, la frazione balneare della città dei Templi, dove l'ultima mareggiata ha provocato, come già avvenuto in passato, il cedimento di alcune parti della pista ciclabile lungo il viale delle Dune. Così ha rilevato e documentato l'associazione ambientalista Mare Amico. Le onde del mare hanno scavato la spiaggia e sono giunte fin sotto la sede della pista ciclabile. A seguito della furia delle onde sono finanche emerse in superficie le fondazioni del chiosco Magaria, non più attivo dal maggio 2016. La spiaggia rischia il divieto di balneazione perché la presenza di materiali di risulta la rende pericolosa al transito. Il coordinatore di Mare Amico, Claudio Lombardo, chiede un rapido intervento del comune per bonificare la spiaggia, posizionare i massi per difendere la pista ciclabile e la strada, dotandola di un'inferriata per evitare pericolose cadute in mare. A Catania torna all'antico splendore la facciata della chiesa di San Giuseppe al Duomo, chiusa da diversi anni. I lavori di restauro voluti dall'arcivescovo Renna per valorizzare il patrimonio del centro storico e incentivare il turismo religioso. Nei prossimi mesi saranno riaperti i cantieri per la sistemazione dell'interno della chiesa. E adesso dalla Sicilia tali e quali. Enea Platania, nei panni di Mango, conquista la giuria e vince la terza puntata dello show di Rai 1. Ai nostri microfoni racconta la sua passione per la musica e l'amicizia con l'artista scomparso 10 anni fa. Emanuela Corsi. Mango, Enea Platania 63, Liga 2, Michele Mineci 60. Ora ti attende la finale di questa avventura appunto televisiva e cosa ti aspetti? Sarei ipocrita a dire che non mi aspetto di farcela, però comunque vada, io già la mia vittoria l'ho avuta, che è quella di arrivare su quel palco, di arrivare nelle case degli italiani, e comunque vada sono sempre uno dei film. Pausa e poi lo sport con le ultime del calciomercato. Domani alle 20 chiude la sessione invernale del calciomercato. Catania, che lavora a diverse operazioni in uscita, mentre è attesa l'ufficialità del ritorno del portiere Furlan. Messina e Palermo caccia invece degli ultimi colpi per sistemare l'organico. Francesco Triolo. L'ora delle scelte, quelle che poi accompagneranno il Catania dal 1 febbraio alla fine della stagione. Il calciomercato in chiusura domani alle 20 impone per i rosazzurri ancora qualche operazione, una sicuramente in entrata che era già nell'aria e potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, ovvero il ritorno in rosazzurro di Jacopo Furlan. Il portiere si è liberato dal Perugia ed è lui il prescelto per sostituire il già partito Olivieri. L'infortunio di Betters poi costringe la dirigenza a lavorare su un profilo con una certa esperienza, quella che vuole portare anche Andrés Teio. Sono carichissimo di stare qua, penso di portare esperienza, un po' di gioventù, anche il fatto di voler vincere, e non vedo l'ora di cominciare. Come la prima cosa che ho pensato quando ho visto lo scudetto del Catania, ho detto vincere. Per me venire a Catania vuol dire crescere come giocatore, ma soprattutto far vedere quello che ho imparato in tutti questi anni. Sono molto maturo a questo punto della mia carriera e voglio esprimermi qua perché so che la storia che si può creare qua sarà per sempre. Il capitolo più grande è quello delle partenze, una trentina di giocatori in organico, troppi, e così se non si dovesse trovare una sistemazione sarebbero diversi i giocatori che potrebbero finire fuori dalla lista dei 24 utilizzabili, una lista dalla quale è già fuori l'infortunato Peppe Rizzo. È caldo il telefono tra la sede del Catania e quella del Crotone, si è parlato di un possibile ritorno di Chiricò, che sembra difficile, ma soprattutto della possibilità per i calabresi di prendere Ladinetti. Sarebbe da approfondire il discorso della formula. Bocic è sempre considerato una pedina di scambio per arrivare ad artistico della Virtus Francavilla, ma occorre convincere i pugliesi, che vorrebbero trattenerlo sino a fine stagione, a farlo partire subito. Eventualmente sarebbe un investimento per il futuro. Ci sono poi da piazzare Mazzotto, Marsura e Popovic.
È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo il focus oggi curato da Lorena Dolci, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.